Capocantiere? 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 Ingegnere, non lo vedi che sto lavorando? Lo vedo, ma mi sembra che stai esagerando. Io ho un'idea, non può... Avvicina, vieni qua. Ma uno manca il tempo di iniziare un lavoro che non lo può finire. Lo finisci dopo. Amoni, vieni qua. Mi sembra importantissima questa cosa. Che c'è, ingegnere? Qua, dove sei tu? Dove c'è... Voglio acqua, acqua di piscina. Acqua di piscina? Voglio una piscina. Ah, dice che ci facciamo la piscina così uno per scendere non deve fare le scale, si butta e già è arrivato. Lo voglio dire io, sinceramente. Sono io l'ingegnere. Allora lo rifacciamo? Rifacciamo. Ingegnere, sono io. Capocantiere, vieni qua. Lo stai lavorando? Hai finito, vieni qua. Voglio l'acqua di piscina perché ho pensato che uno si tuffa invece di scendere le scale. È vero, arriva prima. E allora evitiamo gli ascensori, mettiamo piscina ad ogni piano. Ok, questo è un progetto sano ed equilibrato. Amoni, posso tornare al lavoro? Non esagerare però. Siciliano tipo strano, mia frate la Germania, amici a Broccolino, mio padre che lavora alla fabbrica a Torino. Siciliano tipo strano, mi specchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto fa rapire se mi scappa la facenza. Siciliano tipo strano, lui non ne voglio, la sera sfado l'oglio, se mi resta smossa forse fosse quello meglio. Buongiorno. Non lo vede che sto lavorando? Chiedo scusa. Ma cercate travagliatura? Sì, dipende che cosa sai fare, ma non è tanto questo il problema. Dico, non è perché ti voglio minacciare, perché noi siamo contro le minacce. Lo sai, c'è gente che minaccia per fare lavorare. Lo sai che ci sono le votazioni. Perciò? Tu lo sai che si candida mio fratello? Non lo sapevo, ora lo so. Io non ti voglio minacciare. No. Tu vuoi lavorare? Sì. Ah, devi votare a Fabrizio. Izio. Non c'è problema. Noi lo vogliamo minacciare? No. No. Tu vuoi lavorare? Sì. Ma devi votare Fabrizio. Izio. Vabbè. Che è venuto a fare? Che è venuto a fare? Che sa fare? Cosa sei venuto a fare? Tutte cose. Tutte cose, Ma tutte cose. cose. Tutte cose cosa? Io metto maruna, levo maruna e altre cose. Mette maruna, leva maruna e altre cose. Si occupa di pavimenti. Pavimenti? Sì. Ma Pavimenti. che ci interessano i pavimenti? Non ci interessano. Non ci interessano. Non ci interessano. Faccio fare per l'elettricista, tubista, levo fila, metto fila, piglio tube, metto tube in pertusa, come mettono tube. Arace. Allora, sappi fare l'elettricista, mette tuba, mette fila, leva fila. Non ci interessano tubazioni in un palazzo. Non esiste che un palazzo si occupa di tubazioni. Non ci interessano queste cose. Se c'è qualcosa di più interessante per la nostra Non ci attività, interessano queste cose io perché devo se c'è lavorare. qualche cosa di più interessante per la nostra attività, perché altrimenti lui deve lavorare. Certo. E io sto cose volevo guardare, mi metto sopra la schiena, sono un mulo di camminata. Non ci interessano. Non ci interessano. Non ci Ma che interessano. mi metto a fare? Mi devo mettere a fare? A contare barzellette. Barzellette? Barzellette, hai detto? Ingegnere, Sa contare barzellette. ma perché non lo dicevi prima? Parla con me quando è così. Mascio, posso mettere mano? Può mettere mano. Può mettere mano. Attenzione, che poi la gente passa, lo vede così, mano in mano senza niente. Un arnese di lavoro e poi può mettere mano. Una signora entra all'ospedale di Palermo e tanta voce come una pazza. Dottore! Esce il dottore. Che è successo, signora? Dottore! Mio figlio si è inghiottito un chiodo! Non si può, signora. Quando ero piccolino io, mi sono inghiottito una puntina non giradischi. Non c'è niente. Non c'è niente. Allora, buongiorno, io cerco lavoro, ho molta esperienza sul livello di muratore, faccio sistema i bagni, sistema le piastrelle, sistemo tutto. So fare tutto, dal piano di sopra al piano di sotto. Se voi vi serve a me, come io che ho molta esperienza, ho da 20 anni che ho esperienza, se volete fare io anche giusto faccio le piscine, le costruzioni di piscine eccetera, tutte cose. Se vi interessa, se volete il mio curriculum, volete tutto, io sono a vostra disposizione, posso iniziare pure da ora, se volete. Volevo parlare con il responsabile di questo cantiere, se è possibile.
ho 30 anni che lavoro e volevo tipo un lavoro più stabile perché purtroppo ho problemi sul lavoro, ho la famiglia da mantenere. Maurizio! Tranquillo, tanto questa la tagliamo, questa è tranquilla. Capocantiere. Un martello si può avere, un martello? Non abbiamo un martello. Ti lascio lavorare, prendi un martello, avanti. Lo manda a comprare. No, ma veloce, una volta mi metto a lavorare operativo, un martello. Shandokan! Dice l'ingegnere, vai a comprare un martello. Spicciati. Caccio martello. Questo martello è. Chisso o niente, se ti piace chisso. Lascia questo martello. Muovete, chisso te rogni. Martello chisso è. Buono perché andai io. Questo martello è. Martello è. Chi sta cazzuola è? Ingegnere martello. È cazzola, capocantiere, questa è cazzola, che fa non ci vedo, la devo licenziare. Ingegnere, dice Shandokan. Questo è martello. Ma qua è Shandokan? Piccione. Dov'è sto ragazzo? Chiamami Shandokan, dov'è? Vuoi parlare Ci tu? parlo io. Perché un miscante nudo io. È l'ingegnere, è proprio la prima persona che deve avere. Chiamami sto picciotto. Shandokan. Portaci un martello. Ora ce lo porto. Te caccio martello. Questo è cazzola, il mio paese è cazzola. Ora da Cazzo. maziontessa, come va? Con taglio o con la faccia chiana? Ma che c'è? Però questo è. Ah, va, sì o no? O chisso o niente. Chisso si chiama martello. E io volevo dire che questo è un buon martello. Tra l'altro mi piaceva il manico, è interessante. Tu maziontessa. No, non è buono, tra l'altro funziona proprio benissimo. Capocantiere, complimenti per questo martello di nuova. L'innovazione della nuova bellissimo. generazione. Bravo. Sembra cazzola, ma è martello. Bravo, com'è che si chiama quel ragazzo? Shandokan. Quello è meraviglioso. Perché non c'è nada di dire che non lo so, due. Ah, che bella, già vedi, c'è anche la fascia tricolore, quindi in campagna elettorale sta. Buongiorno! Buongiorno. Eh? Buongiorno. Eh? Buongiorno. Io sogno che? Secondo me è assurdo. Buongiorno, che desidera? Eh? Che desidera? Voglio lavorare. Vuole lavorare. Vuole Vuole lavorare. Mi fa piacere veramente. Eh? Mi fa piacere veramente. Gli fa piacere veramente. Ah, Che cosa sai fare? so cosa c'è da fare. Ci sono un sacco di cose da fare, ma sta a E vedere tutto so fare. Prendimi quel martello. Eh? Prendimi quel martello. Perfetto, questo ne serve. Secondo me la assumere questo. Prendi quel martello. Il martello. Il secchiello. Perfetto, quello che serve a noi. A posto, a posto. Lo assumiamo? Ma lo assumiamo perché? Perché è sordo. Eh? Così quando ci sono delle lamentele dell'ingegnere, gli mandiamo a lui. Buonasera. Ingegnere, sono bravo, pulisci forte, mettici forza, bravo. Che lavoratore, da pulire là sopra deve pulire benissimo, hai visto? Lavora di... Ma sei nuovo, è da molto che sei qua perché non ti conosco. Non risponde all'ingegnere, vabbè, giusto perché lavorare è meglio di parlare. Bravo, bravo, butti i ferri di là, bravo, continua. Ma quanti anni hai? Perché indicativamente... Che non vuole parlare con l'ingegnere, eppure l'ingegnere che si mette a dialogare, bravo, bravo. Sei sposato così per sapere un po' della tua vita nel frattempo che lavori. Non me lo vuoi dire. C'è proprio l'ingegnere che si deve incuriosire, non me lo dire, vabbè dai. Però bravo, lavora di fino, ma una domanda te la voglio fare. Sei di Alcamo o di tipo di zone limitrofi? Sei di proprio che non parla, cioè capito? Bravo, perché l'ingegnere lui continua a lavorare. Perfetto, bravo, complimenti, ti lascio lavorare, complimenti. E voglio fare i complimenti pure al capocantiere. Complimenti, perché questo è un lavoratore. Nonostante io facessi domande non mi ha mai risposto. Ascoltava e lavorava, ascolta in silenzio. Tutti così li voglio, bravo, assumiamoli tutti così. Ascoltare e lavorare, guarda. Hotel La Piazzetta,
Piazza Europa 8, Castellammare del Golfo. L'hotel dispone di reception, sala colazione, sala bar, comode camere e posteggio riservato. Per info e prenotazioni chiamare lo 0924 35 55 9. Mail info@lapiazzettahotel.com. La gente lo chiamava con la pisci. Devo dare un consiglio? Bene, vuoi sorprendere gli amici stuzzicandogli il palato? Vai da Gastronomia e Pescheria Il Cavalluccio, pesce fresco e prelibato, il successo è assicurato. E il consiglio io te l'ho dato. Buongiorno con... La società immobiliare Edilpev SRL realizza ad Alcamo, nella contrada Palma, un complesso residenziale di 5 ville indipendenti ed unifamiliari. I contatti sono 338 29 30 329. Sito internet www.edilpev.it. Sassa, ti nasconderai dentro i sogni miei. Però mio Totò mi piace chiossare. Io non dormire. Mi dovrà passare. Come si fa? Dico io, la livella, capocantiere. Dov'è il capocantiere? Capocantiere in ufficio. Ingegnere, che c'è? La livella. Dov'è la livella? Non ce l'ho la livella, dov'è la livella? Io ce l'ho la livella. E perché non lo diceva prima? Ogni anno il 2 novembre c'è usanza per andare al cimitero. Ognuno ha da fare chi sta crianza, ognuno ha da tenere chi sto pensiero. Ogni anno puntualmente il 2 novembre, in questo triste giorno, in questo triste evento, anch'io ci vado con dei fiori e adorno un pomolo per Moreo d'Alza Vicenza. Quest'anno mi è capitata un'avventura. Dopo aver compiuto il tristo maggio, Madonna se ci penso che paura. Ma poi mi fetti l'anima e coraggio. Fatto è che sono stati a sentire. La morte è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasendo sto cancello ha perso tutto, ha perso pure un nome. Perciò Marche non fare un restio. Sopportami vicino che ti importa. Si pagliacciati fanno sole vite. Noi siamo seri, apparteniamo a morte. Cioè, visto che il palazzo assume tutta un'altra cosa, c'è una livella proprio così. Si può dire abbiamo calato il prospetto. Lo devi dire a lui e poi lui lo dice a me. Si può dire abbiamo calato il prospetto. E diciamo. Lo diciamo. Scusate, si può avere un cacciavite per stringere qua? Cacciavite? Cacciavite. Cacciavite, cacciavite? Ci mandiamo lasciando. Ci mandiamo
Sandokan. Però se permetti vorrei, sono un ingegnere solo io, c'è una bella idea, complimenti capocantiere. Allora, certo che ci dovete. Chiamiamo il ragazzo, c'è un bravo ragazzo, se il capocantiere vuole chiamare Sandokan. Sandokan, porta un giravite! A croce! Sta arrivando, Veloce! Grazie. Arrivo. Al Mastro Maurizio. Ecco. Giravite. Chi sta in Questo Giravite? Martello. Chi sta in Giravite? Non a parlare un nazista, chiamo me tu Martello, che sono ne Giravite? Oh nazista con me, aveva una giornata che mi Devo piace. cingere questo io. Chi sta in Giravite? Ma quale guardi che sono Martello? Zappa tu. Ma quale zappa? Che sono Giravite. Martello? Chi sta in Giravite? Chi sono Martello? Chi sta roba non le Chi ame, sono sta- Martello? Chi sta in Giravite? Chi sono Martello? Giravite. Questo è un martello. Chi sta in Giravite? Oh, tu un rombone. Questo è un martello. È martello o non è martello? Martello. Però avevamo detto che era giravite. A croce, a stella. Giravite è giravite, non è che ci sono tanti tipi di giravite. Ti ha portato il martello, di che è giravite, basta saperle le cose. D'altronde che te ne devi fare giravite? Se c'è il martello, con martello si fa tutto. Sarà per un'altra volta, se un'altra volta chiedi a Sandokan, accetta quello, è un bravo ragazzo. Rimani a dormire, fallo riposare. No, ora ti mandiamo anche la pizza. Perciò che fa? Si mangia ora? Si mangia. Quando non acquistare che ci sono 30 panini ho preso, no? Ditegli che non è possibile. Capocantiere, diglielo tu che non può lavorare, deve lavorare. Per mangiare non ci sono cipriezze. Onestamente, tu hai bisogno di mangiare, tu hai bisogno di lavorare. Non sei venuto qua per lavorare, vai a lavorare. Allora, quando faccio barzellette? No, due. Non ne farò due perché poi ingrassi. Un signore va dal dottore, dice: dottore, ma io qua non mi funziona più niente, qua con mia moglie manco riesco a fare più niente. Lei deve mangiare pane e gli funziona la situazione. Vabbè, va dal fornaio e dice: Vincenzo, 5 kg di pane. Dice: ma come, don Cicino, lei si pigliava sempre un quartino? Dice: no, stavolta ne voglio 5 kg. Ah, vi mettete in casa, fate to, ma te 5 kg di pane. Ma vi dissi che poi diventa duro, allora dammi inglese. Boh, mi passi un po' d'acqua, la passi a me l'acqua? Mi passi? Me la puoi prendere l'acqua? Lavora proprio. La prendo io, grazie. Che è un lavoratore. Oh, cioè complimenti di nuovo. Cioè io volevo l'acqua, non gliene frega niente di quello che dico, neanche mi sente. Cioè proprio va oltre, è un lavoratore. Buongiorno. Buongiorno signora. Il capocantiere? Salve, sono la signora Lia. Ehi, sta parlando con te. È il capocantiere. Sì, io. Salve. Mi hanno detto di rivolgermi a lei, che è una bella persona, disponibile. Mi dica signora, non c'è problema. Posso? Che cosa posso... Mi servirebbe una mano. Signora, certo, ci sono... L'aiuto? Sì, signora, mi dica io quello che posso fare. È così simpatico. Grazie, signora. Un attimo. Vai a lavorare da un'altra parte. Mammina, siediti qui. Tutto a posto. Ci vediamo dopo. Finché la barca va, lasciala stare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, lasciala stare. Ma si può fare più piano? Scusate, ma si può fare più piano? C'ho mal di testa! Ma dove siamo? Così forte! Che c'è, signora? Che c'è? E allora, qual è il problema qua? Il problema è che... No, chi è che sta lavorando? Io sto lavorando. perché mi devi rubare il lavoro? Ma io qua devo stare! La possiamo spulsare? Eh?
Che paghiare? La possiamo Che c'è? Che è successo? Si può sapere che succede qua? Dobbiamo La lavorare? o no? signora, Spostiamola, non ci vuole molto a capirlo. Spostiamo il campo e facciamo lavorare. Pronto? Onorevole, sì, sta andando bene, tutto bene, i lavori come previsto in 2 mesi, invece no, 1 settimana ed è tutto pronto perché i ragazzi sono straordinari, tutti qualificati, proprio lavorano tutti, sono seri, lavorano. Mi devi scusare un attimo, onorevole, ma cos'è? No, usaccio così l'onorevole, non è, chi è lei? Un attimo, la richiamo dopo, ma chi è lei? Signora, chi è che ci fa qua? Io sono Mara. Mara, ma che me ne fotta mia, Mara, qua è pericoloso, è un cantiere, che ci fa qua? Se ne vada, sloggiare. Mi aspetto mia figlia. E chi è filmati l'autobus, sua figlia? Capocantiere, vieni qua, ma questa Cristiano? No, mia figlia ha parlato con il capocantiere. Eccolo, com'è che ha parlato con lei sua figlia? Chi è sua figlia e chi è sta signora? Ma chi la conosce la signora? Chi l'ha vista mai? No, con lei ha parlato. Allora, come si permette lei a portare gente che non è del mestiere? Ma chi la conosce la signora? Allora, ma chi l'ha vista mai? Perciò io mi vado a prendere la bega, riprendo la signora. Oh, grazie Stefano. Andiamo. Lei è un cafone. Lei non si può portare persone qua inadatte. Salve. Buonasera, un attimo. Come si permette? Sciacallo, che schifo. Vengono le persone. Tutto a È posto. sua mamma questa. La faccia Sì. accomodare, magari è stanca, ha fatto Grazie. bene. Sei un cafone, vai a Arrivederci. lavorare. Signora. Ma che stai fumando tu? Mi fai mi dai una sigaretta che mi faccio un tiro. Mi dai una sigaretta che. Senti, una sigaretta, lei. Non vuole che fumo, Tu mi vuoi bene, neanche mi conosci e mi vuoi bene. Lo so, il fumo fa male, ma una sigaretta ti sto chiedendo. Me la dai? Non insisto, continua a lavorare, incredibile, oh. E questo è un lavoratore. Gli ho detto mi dai una sigaretta per la mia salute, non ha risposto, zitto, manco mi sentiva e travagliava. Complimenti a tutte e due, complimenti, un lavoratore, complimenti. Ma non glielo dobbiamo dire che è sordo. Lascialo stare, lui è contento. Sì? Leggiamo il giornale. Lavoriamo. Hotel La Piazzetta, Piazza Europa 8, Castellammare del Golfo. L'hotel dispone di reception, sala colazione, sala bar, comode camere e posteggio riservato. Per info e prenotazioni chiamare lo 0924 35 55 9. Mail info@lapiazzettahotel.com. La gente lo chiamava con la pisci. Devo dare un consiglio? Bene, vuoi sorprendere gli amici stuzzicandogli il palato? Vai da Gastronomia e Pescheria Il Cavalluccio, pesce fresco e prelibato, il successo è assicurato. E il consiglio io te l'ho dato. Buongiorno. La società immobiliare Edilpev SRL realizza ad Alcamo, nella contrada Palma, un complesso residenziale di 5 ville indipendenti ed unifamiliari. I contatti sono 338 29 30 329. Sito internet www.edilpev.it. Dimmi quando tu verrai. Ne parliamo col geometra. Dimmi quando. Aspetta, sto parlando al telefono. Gio, i lavori. Ah no, ecco il. Continua. Quando il giorno l'ora in cui. Questa lo so. Lo so. Forse tu mi bacerai.
Un po' come Scusa, mi passi la martellina? Aspetta, Mi passi la martellina? Non lo capisco. Mi passi la martellina? Ah, sì. Vai, continua. Continua. Conti dimmi Allora, quando tu vedrai. Dai, si chiama su fuma. Dimmi quando. Dimmi quando. Quando il giorno Lorenzo. Ma non puoi, capomastro! Se tu mi bacerai. Puoi andare a tempo. Ogni istante aspetterò. Sempre. Aspetta. Non a ballare. Sta fila a ballare? Pure a ballare. Sta fila a ballare? Sempre. Lo sai fare il balletto? Tutto. So fare tutto. Mannaggia, Peccato. Se non sapevi ballare era meglio per essere. No, ma se sta a me mi piacciono i balli. So fa un balletto, Giampiero. Un balletto. Ti dispiace? Invece! Metta la musica. Giampiero rosso. Once you're dreaming, you want it, cannot be given. You got it, and when you figure the moment that you're the best, you're devoted, then you take a second to confess that you're committed. And what the rest of us know is that you didn't have the knowledge to know that you're free to do what you want, and that you're free. A beautiful thought, and that you're free to do what you want when you want, when you want, and you want, and you want. Just to be free. Now you're finally forgiven, so how's the freedom you live in? And when you rise in the morning, don't you forget that you want it, because they can take it any second, any minute. And what the rest of us know is that you didn't have the knowledge to know that you're free to do what you want, and that you're free. A beautiful thought, and that you're free to do what you want. Due gay si fanno dare un passaggio. Dopo 2 minuti, il primo gay butta uno sporeggino. Dopo altri 5 minuti, il secondo gay butta un altro sporeggino. Dopo una mezz'oretta, l'autista gli viene di farne uno grosso. I due gay si guardano e fanno: ah, verginello. Bravo, bene. Allora domani a che ora è bene? Alle 5 di pomeriggio. Ti aspettare. Prima, perché non ci siamo? Alle 5 e mezza stacchiamo. Alle 5. Ma per picciole quando? Alle 6. Ah. Non ci dove sicuro, vedi, no? Arrivederci. Ciao. Ma dico io, capocantiere. Ma Ingegno. che cos'è questa confusione qua? Vediamo di levarla. Non c'è problema, ci penso io. Mi sembra il minimo. Capomastro! Ma che cos'è questa confusione qua? Vediamo di levarla. Ci penso io. Masso! Arrivo! Vediamo di levare questa confusione del calavano. Ma quale problema ci sono? Ci penso io! Ah. A te! Pronto? Leva sta confusione del cazzo! Ci penso io. Shandokan! Ma queste cose del cazzo! Con me sta parlando. Con te stai parlando? Con me sta parlando. Allora.